73 punti conquistati sugli 84 disponibili, 23 vittorie, 4 pareggi, una sola sconfitta, miglior attacco, 75 gol realizzati, miglior difesa, appena 12 subiti. La Nuorese ritorna in eccellenza con 2 turni d'anticipo, un girone di ritorno incredibile dove ha messo a segno una striscia di 16 vittorie consecutive, allungabile in questo finale di stagione. Dopo il crollo shock dalla C2 alla promozione, la società guidata da Tino Cuccolo ha compiuto il primo passo di quello che è stato dibattezzato come il progetto di rinascita. Ma intanto pensiamo di chiudere in bellezza con Coppa Italia e tutto quello che ne conseguirà, poi dopo ci sediamo con gli amici, con il presidente onorario, con tutti i soci, valuteremo il da farsi. Chiaro che l'eccellenza è un altro gradino, è un'altra storia, è un campionato molto più impegnativo, quindi ci vorranno sicuramente molti più sforzi da parte di tutti ovviamente. Vinto il campionato, la squadra di Antonio Prastari è a un passo anche dalla finale di Coppa Italia, conferma di una stagione eccezionale. I numeri dicono questo, sicuramente abbiamo dimostrato di essere la squadra più forte del torneo, però è chiaro che dietro ai numeri poi c'è un lavoro, c'è un gruppo di giocatori che oltre ad essere bravi sono anche delle persone che umanamente si fanno rispettare e hanno trovato un'intesa giusta sia all'interno che fuori dal campo e questo ha permesso di raggiungere i risultati che